È scoperta alle 4:30 questa mattina e ci siamo ritrovate con un'altra porta di ingresso del salone, vetri sparsi ovunque e purtroppo sì, è stato un brutto primo di agosto. Siamo in Viale Grappa a Vicenza, è l'ultima spaccata in ordine di tempo della striscia che ha colpito i negozi di parrucchiere e saloni di estetica per pochi spiccioli. I soldi chiaramente erano meno di zero praticamente, a parte le monetine, ma hanno portato via degli strumenti di lavoro a livello di elettronica, quindi un computer e un tablet, che a noi servono proprio per dare il servizio migliore ai clienti. E pensare che proprio il giorno prima avevano disdetto il servizio di sorveglianza. Ci spostiamo di pochi isolati, siamo in quartiere San Giuseppe, qui la notte prima, stessa scena, racconto simile. Praticamente loro hanno sfondato la vetrina, perché adesso quella che vedete è nuova, ovviamente, ed è costata parecchio. Siamo arrivati, c'era un buco enorme, loro sono entrati e tra l'altro io ho anche un impianto d'allarme collegato in centrale che non è scattato perché loro probabilmente hanno visto il sensore, sono strisciati, sono andati al banco cassa, hanno scardinato il cassetto e hanno portato via il contenuto che comunque erano monetine. Spiccioli, qualche tablet, l'ansia di svegliarsi alla mattina e scoprire il negozio depredato. Siamo terrorizzati comunque perché a una collega so che è successo 2 volte consecutive. Ed eccoci da Doriana, a San Lazzaro, è lei la vittima dei 2 colpi in una settimana. Hanno scassinato la porta, rotto il vetro di accesso, sempre per pochi spiccioli. 2 volte nella settimana, cioè non è tanto normale, quindi secondo me ci vorrebbe un po' più di vigilanza, anche perché eludono le telecamere, hanno tirato via la telecamera della farmacia, quella della cartoleria. Parrucchieri e saloni di estetica tornati a lavorare dopo il lockdown sono loro adesso nel mirino dei ladri. Dopo 2 mesi di chiusura è un colpo basso a dir poco, però ci rialziamo ogni volta.